Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vi parlerò di questi benedetti 3 giorni di buio che sono più che altro una fantasia che hanno fatto e montato praticamente nel web a regola date. Però scusate, prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi nel canale YouTube di Ildegara Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove ve lo ricordo alle 20:30 ogni lunedì sera il Degara Marietto Veneziano si riuniscono con Milas, qua arrivati da Milas, con un gruppo di maghetti in erba, proprio per fare uno studio esoterico serio. Bene, parliamo un po' di questi 3 giorni perché ho ricevuto alcuni messaggi in PVT allarmati, insomma, che ci sono gente che manda messaggi, che fa video su questi 3 giorni, che dicono che arrivano gli angeli e insomma arriva un po' di tutto, l'apocalisse destra a sinistra. Allora, la cosa è molto semplice, noi in questo periodo siamo sotto un influsso, l'Occidente planetario sfavorevole, e ve l'ho già spiegato, siamo un pochettino presi in contropiede, sebbene ve l'ho già anche spiegato, i nostri governanti questa situazione la conoscevano già da almeno 20 o 30 anni e si erano preparati di conseguenza, sapevano che in questo momento ci sarebbe stata un po' la tremarella nelle gambe, però dopo tutto, come vedete, si sono comportati bene. L'Italia in questo momento è sotto attacco vibrazionale, ma ci sono tanti esoteristi che stanno lavorando nell'ombra per tenere, come si suol dire, la barca in piedi, però bisogna anche dire che ci sono molti disfattisti che incominciano a predicare e a cianciare. Quindi si vede sul web gente che incomincia a prendere i Vangeli, che incomincia a prendere l'Apocalisse, comincia a prendere tante cose, ma nella realtà c'è tantissima mancanza di conoscenza. Poi bisogna anche dire una cosa, che sebbene noi stiamo vivendo un periodo di dura prova, non sarà mai una dura prova come hanno subito i siriani o i libici o i greci. Quindi chiaramente loro l'Apocalisse l'hanno già vissuta, mentre noi stavamo qui a parlare di angeli colorati, canalizzazioni, quinta dimensione, salto quantico e tutte quelle belle cosine. A un certo punto ci dobbiamo rendere conto che il nostro karma richiede un pochettino di lucidatura, e come vi ho già detto, il Marietto Veneziano dal 2020-21 al 26-29 avremo un periodo altro che 3 giorni di buio, sarà proprio una situazione molto pesante, però che vi ho già detto supereremo alla grande, anche perché i nostri governanti, vi ho già spiegato, hanno fatto venire dal sud del pianeta tante altre persone per fare in modo che eventualmente ci fossero qualche spostamento dall'est, siamo ben equipaggiati a livello di scarponi da campo. Quindi, cari miei, quando voi sentite certe persone che incominciano a parlare di angeli, di 3 giorni di buio, quello è il minimo. Arriveranno tempi effettivamente molto importanti, ma sono sicuro che il nostro governo, le nostre forze dell'ordine, i nostri corpi speciali saranno pronti per quel momento lì. Quindi non fatevi destabilizzare, non fatevi mettere in crisi solo questi 3 giorni, perché se fossero solo questi 3 giorni sarebbe una passeggiata, ma nella realtà la cosa sarà più spessa, più importante, e però bisogna fare qualcosa, non si può stare lì a incominciare a parlare del Padre Pio e della Santa Maria e di tutto quello che gli viene dietro, tipo gli angeli e gli arcangeli, perché sennò questa New Age, che praticamente sta un po' asciugandosi, si riconverte in questo New Age spicciolino in un certo senso si cerca di, quando non si sa più cosa inventare di nuovo, si inventa qualcosa di vecchio. Quindi, cari miei, quando vedete questi video che sono pompati anche ad atti dai social, che vengono spinti, gettonati, insomma ci vedono queste persone qui che fino all'altro giorno erano mister nessuno, adesso perché stanno riciclando una vecchia profezia scritta nel Nuovo Testamento, questi qui sembrano dei profeti, ma nella realtà quello che sta arrivando molto più spesso, corposo, di questi 3 giorni. Saranno un periodo molto impegnativo, un periodo che chi segue il Marietto Veneziano e il Degard saprà come affrontarlo tranquillamente, perché a livello vibrazionale saremo belli, come si dice, rinforzati, e non penso che tutti quelli che seguiranno il Marietto Veneziano e il Degard o Milas chiaramente avranno grossi problemi. Per gli altri purtroppo noi non possiamo farci niente, però
Questo video per dirvi che questi 3 giorni di buio e tutte quelle pantomime che continuano a rifilarvi su alcuni social, lasciate stare, non avverrà niente, come non avverrà niente i 3 giorni di buio di internet, e fra una settimana sicuramente uscirà ancora qualche fantasia apocalittica. L'unica cosa che dobbiamo sapere è che effettivamente passeremo 6 o 7 anni ancora di salitelle, con dei bei colpi di, come si suol dire, con dei bei colpi di, potrei dire, di scena. So però che per certo che l'Italia ce la farà alla grande, quindi ripeto, non fatevi prendere per il naso da questi predicatori di sventura che in un certo senso, non dico che godono, ma sfruttano questa onda per continuare a propinare disgrazie gratuite. Nella realtà noi stiamo vivendo un periodo planetario importante, però non sarà mai come quello che stanno vivendo il popolo siriano o il popolo palestinese o il popolo libico. Quindi ricordiamoci queste cose qui. In eventualità qui sotto vedete il link in descrizione per accedere al canale di Telegram. Se volete unirvi al nostro gruppo di studi esoterici siete benvenuti. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.